Mentre si vocifera di sondaggi mirati su una serie di nomi per individuare i candidati ideali da schierare per le regionali in Veneto all'indomani del vertice romano dei leader di centrodestra, a Padova la segreteria cittadina di Fratelli d'Italia ha organizzato un convegno che inizia ad affrontare i vari temi che animeranno l'imminente campagna elettorale per le regionali. Fratelli d'Italia è qui oggi a Padova per parlare di sanità e di sociale, perché Fratelli d'Italia crede che questi due argomenti siano degli argomenti fondamentali che occuperanno il cambiamento sociale dei prossimi 20 anni. Noi crediamo che le sfide di questo sociale e di questa sanità vadano prese, vadano accolte, vadano elaborate e oggi siamo qui per questo. Il modello in tema di sanità e di liste d'attesa da ridurre è quello del Nord Europa, ha concluso il segretario cittadino Gabriele Zanon. Al convegno sono intervenuti l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Elisabetta Gardini, il senatore Luca De Carlo e il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Enoch Soranzo. Abbiamo fatto moltissimo, ma sicuramente possiamo e dobbiamo fare di più. I veneti ci chiedono risposte, negli ultimi 2 anni abbiamo accelerato procedure per far atterrare e aumentare il numero delle prestazioni. Oggi la sfida diventano anche le visite di controllo. Gli investimenti sono ingenti e anche con l'ultima manovra di bilancio abbiamo cercato di dare impulso con investimenti di 20 milioni di euro per la sicurezza idrogeologica e idraulica di Padova Nord, che vede un grande investimento, una grande opera a livello europeo che è l'ospedale nuovo di Padova.